Misure restrittive e servizi di controllo saranno attuati dai prossimi giorni tra i luoghi della Movida Agrigentina e della provincia per vigilare su assembramenti di giovani. È la decisione assunta nella giornata di ieri dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa, con la presenza del questore, dei comandanti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del sindaco Calogero Firet e del commissario del Libero Consorzio Comunale Girolamo Alberto di Pisa. Sarà vietato dunque somministrare bevande alcoliche dopo le ore 21 e sarà disposta la chiusura entro le ore 24. Si specifica che il provvedimento è fissato in via sperimentale per tutto il mese di giugno. Una doccia gelata per tutti i gestori e titolari di esercizi pubblici delle zone frequentate da giovani che dopo la profonda crisi causa Covid-19 speravano di poter iniziare a rimettersi in cammino iniziando a lavorare. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha ritenuto in via assolutamente prudenziale, soprattutto dopo la marea di gente nell'ultimo weekend, di adottare un provvedimento restrittivo al fine di evitare assembramenti di persone, specialmente nei luoghi maggiormente frequentati. Si continuerà a far rispettare le indicazioni governative sulla prevenzione del contagio attraverso l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale. Saranno pertanto rafforzati i controlli del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine nelle località maggiormente interessate all'affluenza di persone, sia nei giorni infrasettimanali e soprattutto nei fine settimana. Stesso provvedimento sarà esteso anche nei comuni della provincia ed in questo senso la prefettura provvederà a segnalare la dovuta attenzione ai sindaci.